San Vincenzo de' Paoli è una figura che ha segnato profondamente la storia della carità e dell'assistenza ai poveri. Nato alla fine del XVI secolo in un piccolo villaggio vicino a Dax, in Francia, la sua vita ci racconta il percorso di un uomo che, partito con ambizioni personali, ha trovato nella dedizione agli altri la sua vera missione. Da giovane, Vincenzo fu orientato dai suoi genitori verso lo stato ecclesiastico, che rappresentava una delle poche vie di riscatto sociale per le famiglie più modeste. Dopo aver studiato con impegno, fu ordinato sacerdote ancora molto giovane. Tuttavia, all'inizio, la sua vocazione non era dettata da una profonda fede, ma piuttosto dalla ricerca di una posizione di prestigio. Si diceva che nessun prete sarebbe mai morto di fame, e questo rappresentava una garanzia di sicurezza. Vincenzo si mosse in diversi ambienti aristocratici e fu anche al servizio della regina. La sua conversione spirituale avvenne lentamente. Vincenzo cominciò a comprendere il vero significato del sacerdozio solo dopo alcuni episodi significativi. Uno di questi accadde mentre visitava i possedimenti di una nobile famiglia. Qui incontrò un uomo in fin di vita che gli confessò di essere terrorizzato dall'idea di morire senza una confessione generale. Questo evento cambiò profondamente Vincenzo, portandolo a riflettere sulla condizione spirituale delle persone comuni, spesso trascurate da un clero poco attento e ignorante. Il momento decisivo nella sua vita arrivò quando, in una piccola chiesa durante un sermone, invitò la popolazione a confessarsi. Fu la sua prima missione e segnò l'inizio di un nuovo percorso, non più alla ricerca di ricchezze e privilegi, ma dedicato totalmente ai poveri e agli emarginati. San Vincenzo capì presto che l'aiuto ai poveri non poteva limitarsi alla semplice assistenza materiale. Fondò un'associazione laicale per aiutare i più bisognosi, le compagnie della carità, coinvolgendo persone comuni e aristocratici in un'opera di solidarietà senza precedenti. Le sue intuizioni lo portarono anche a fondare una comunità femminile, le Figlie della Carità, insieme a Santa Luisa de Marillac. Questo fu un gesto rivoluzionario, poiché le religiose fino a quel momento non erano direttamente impegnate nell'apostolato attivo. Nel corso degli anni, Vincenzo de' Paoli divenne un punto di riferimento per chiunque desiderasse vivere la fede attraverso l'azione concreta. Le sue opere non si limitarono alla Francia. Inviò missionari in diverse parti del mondo e si impegnò anche nell'assistenza ai bambini abbandonati e ai malati. San Vincenzo non scrisse libri, ma la sua vita fu una testimonianza vivente di carità e umiltà. Egli amava ripetere che amare Dio significava servire il prossimo con dedizione. L'azione per lui era inseparabile dalla preghiera e il suo ideale era quello di un contemplativo in azione, ossia di un uomo che trovava Dio nel servizio quotidiano agli altri. Alla fine della sua vita, nel XVII secolo, le opere di Vincenzo si erano diffuse in tutta Europa e il suo messaggio continuava a ispirare generazioni di persone dedicate al servizio dei più deboli. San Vincenzo de' Paoli è ancora oggi un esempio di come la fede possa trasformarsi in amore concreto per il prossimo, dimostrando che la vera grandezza risiede nell'umiltà e nella carità. Benvenuti a questo straordinario video in cui esploreremo le parole ispiratrici di Vincenzo de' Paoli sul servizio ai poveri.
In un mondo frenetico e spesso indifferente, San Vincenzo ci insegna l'importanza di vedere al di là delle apparenze esterne e interiori e di abbracciare il dono della fede. Scopriremo come il Figlio di Dio stesso ha scelto di essere rappresentato dai poveri e come possiamo seguire le sue orme, curandoli, consolandoli e soccorrendoli. Siamo invitati a entrarci in profondità, a comprendere le loro sofferenze e a metterci al loro servizio con amore e misericordia. Unisciti a noi mentre esploriamo le parole toccanti di Vincenzo De Paoli e scopriamo come possiamo trasformare le vite dei poveri e la nostra stessa esistenza. Preparati a essere ispirato, motivato e a scoprire il vero significato del servizio. Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che appare esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori. Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto essere povero ed essere rappresentato dai poveri. Nella sua passione non aveva quasi la figura di uomo. Appariva un folle davanti ai gentili, una pietra di scandalo per i giudei. Eppure egli si qualifica l'evangelizzatore dei poveri. Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio. Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto: curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccomandarli. Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri, servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i poveri e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In realtà, quando si ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi. Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro e di metterci nella disposizione interiore dell'apostolo che diceva: «Mi sono fatto tutto a tutti». Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle sofferenze e alle miserie del prossimo. Preghiamo Dio per questo che ci doni lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi. Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Se nell'ora dell'orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi l'intenzione dell'orazione. Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato se per il servizio dei poveri avete lasciato l'orazione. Non è lasciare Dio quando si lascia Dio per il Dio, ossia un'opera di Dio per farne un'altra. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole e tutto deve riferirsi ad essa. È una grande signora, bisogna fare ciò che comanda. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcun timore della morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni.
Le parole di Vincenzo De Paoli risuonano potenti e attuali, richiamandoci all'essenza stessa del nostro impegno verso i poveri. Ci ricordano che non importa quanto appaiano esternamente o internamente, dobbiamo vedere in loro la presenza di Dio e rispondere con amore e compassione. Attraverso l'esempio di Gesù, che si è fatto povero per noi, comprendiamo che il servizio ai poveri non è solo un compito, ma una chiamata divina. Dobbiamo essere pronti a sacrificare il nostro tempo, le nostre preghiere e le nostre comodità per coloro che sono nel bisogno. L'opera di carità e misericordia è un atto di adorazione verso Dio stesso. Le parole di Vincenzo De Paoli ci sfidano a superare ogni ostacolo e ad abbracciare la carità come regola suprema della nostra vita. Ci invitano a non esitare nel servire i poveri, anche a costo di lasciare momentaneamente le nostre preghiere, poiché la carità è la più alta delle regole e tutto deve riferirsi ad essa. Inoltre, Vincenzo De Paoli ci promette che coloro che amano i poveri non avranno alcun timore della morte. Queste parole ci spingono a perseguire con rinnovato amore il servizio ai poveri, cercando quelli che sono più abbandonati e dimenticati. Scopriamo che in loro troviamo i nostri signori e padroni e che la nostra vita trova il suo vero significato nell'amore e nella cura verso il prossimo. Concludiamo questo percorso di riflessione sulla grandezza delle parole di Vincenzo De Paoli, con l'invito a mettere in pratica ciò che abbiamo appreso. Sia che tu sia già coinvolto nel servizio ai poveri o stia ancora cercando un modo per aiutare, ricorda che ogni gesto di amore e compassione conta. Insieme possiamo fare la differenza e trasformare le vite dei poveri, portando speranza e dignità in un mondo che ha bisogno di guarigione. C'era una volta, tanti anni fa, in un piccolo villaggio della Francia, un bambino di nome Vincenzo. Era nato in una famiglia povera, ma aveva un cuore grande, così grande che non poteva ignorare chi soffriva attorno a lui. Anche da piccolo, Vincenzo condivideva tutto quello che aveva, anche se era poco. Se aveva del pane per la sua colazione, non esitava a dividerlo con i suoi compagni più poveri. Se trovava qualcuno affamato per strada, dava metà del grano che portava al mulino. Non poteva fare a meno di aiutare perché il suo cuore era pieno di amore per i poveri e i sofferenti. Crescendo, Vincenzo continuò a sentire questa chiamata nel profondo dell'anima. Voleva studiare, imparare, ma la sua famiglia era troppo povera per permetterselo. Allora decise di insegnare a un bambino in cambio di un po' di aiuto per i suoi studi. Così, nonostante tutte le difficoltà, riuscì a diventare prete. Era ancora molto giovane quando indossò per la prima volta i panni del sacerdote. Pieno di entusiasmo e di desiderio di aiutare, si lanciò nella sua missione, ma ben presto si trovò in difficoltà. Non aveva esperienza e spesso si trovava senza soldi, perfino con debiti. Ma Vincenzo non si arrese mai. Pregava e chiedeva aiuto a chiunque potesse sostenerlo, trovando sempre anime generose pronte a dargli una mano. Poi arrivò un momento in cui tutto cambiò. Un amico consigliò di accettare una piccola parrocchia in un villaggio chiamato Clichy. Lì il cuore di Vincenzo cominciò davvero a fiorire.
Aiutò le persone, si prese cura dei più bisognosi e la sua fama si diffuse rapidamente. Presto gli venne affidato un compito speciale: occuparsi dei prigionieri, dei galeotti, persone che erano dimenticate da tutti e trattate con grande crudeltà. Ma per Vincenzo nessuno era dimenticato. Per lui ogni uomo, anche il più disperato, meritava amore e dignità. Un giorno, mentre visitava le prigioni, le guardie lo trovarono in una cella, legato a una catena, vestito da prigioniero. Non potevano credere ai loro occhi. Vincenzo aveva preso il posto di un galeotto, liberandolo dalle sue sofferenze. Quel gesto raccontava tutto dell'anima di quest'uomo. Era disposto a sacrificarsi pur di alleviare le sofferenze degli altri. La sua bontà non si fermava lì. Quando una grande regina chiese di essere il suo confessore, usò il suo ruolo per distribuire una quantità incredibile di elemosine. Non solo ai poveri, ma anche agli orfani, ai vecchi e persino ai malati di mente, persone che in quei tempi venivano spesso dimenticate o abbandonate. Ma Vincenzo sapeva che per fare tutto questo servivano mani pronte ad aiutare, cuori aperti alla compassione. Così, insieme a una donna altrettanto devota, chiamata Luisa, fondò una congregazione di suore, le Figlie della Carità. Quelle suore, con amore e dedizione, si prendevano cura dei poveri, degli orfani, dei malati. Erano un raggio di luce in un mondo spesso buio. Il cuore di Vincenzo non si fermava mai. Anche quando era stanco, anche quando il suo corpo cominciava a cedere, continuava a pensare a come aiutare i più bisognosi. Insegnava ai preti, perché voleva che anche loro imparassero ad amare e servire il prossimo come faceva lui. Creò seminari, riuniva sacerdoti, teneva conferenze, sempre con un solo obiettivo: far sì che la carità non morisse mai, ma continuasse a crescere, come una pianta che non smette mai di fiorire. Vincenzo visse una vita lunga, piena di amore, di fatica, di sacrificio. Morì circondato dall'affetto di chi lo aveva conosciuto, ma il suo spirito continuò a vivere nelle opere che aveva fondato, nei cuori che aveva toccato. Anche dopo la sua morte, la sua storia d'amore per i poveri e per i sofferenti continuò a ispirare generazioni. Un uomo semplice, nato in una famiglia povera, era diventato un gigante dell'amore, un faro di speranza per tutti coloro che avevano bisogno. La carità è l'anima delle virtù. La carità, quando dimora in un'anima, occupa interamente tutte le sue potenze, nessun riposo. È un fuoco che agita continuamente, tiene sempre in esercizio, sempre in moto la persona una volta che ne è infiammata. Dio ama i poveri e per conseguenza ama quelli che amano i poveri. Quando sarete vuoti di voi stessi, allora Dio vi riempirà. Bisogna essere come i raggi del sole che si posano continuamente sopra l'immondizia e nonostante questo non si sporcano. Per combattere l'ipocrisia, le migliori armi sono la franchezza e la semplicità.
La grazia della perseveranza è la più importante di tutte. Essa corona ogni grazia. Il servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi. Ti accorgerai presto che la carità è un fardello pesante, ma tu conserverai la tua dolcezza ed il tuo sorriso. Non è tutto dare il brodo e il pane. Questo lo possono fare anche i ricchi. Le sofferenze ci migliorano più che le soddisfazioni. Presto o tardi, Dio mette alla prova le anime che chiama al suo servizio. Lavoriamo con spirito di umiltà, con rispetto e compassione, altrimenti Dio non benedirà il nostro lavoro e ci verrà tolta la povera gente. Giudicheranno che nel nostro modo di fare c'è vanità e non crederanno più a noi. Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcuna timore della morte. Mai come nella malattia si vede quel che vale un uomo. Le belle massime sono ormai note, non resta che applicarle. Abitare in una casa in cui regna la carità fraterna è vivere in paradiso. È vero che io indugio troppo a fare le cose, ma vi dico pure che, nonostante i miei indugi, non ho ancora visto un affare guastato per effetto del mio indugio. E tutto, anzi, s'è fatto a tempo e con le attenzioni e le precauzioni necessarie. Se devi affrettarti, lascia allora che sia in accordo col vecchio adagio ed affrettati lentamente. Se lasciate l'orazione per assistere un povero, sappiate che far questo è servire Dio. La carità è superiore a tutte le regole e tutto deve riferirsi ad essa. Le opere di Dio non si fanno quando lo desideriamo noi, ma quando piace a Lui. Non bisogna saltare davanti alla provvidenza. Non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama. Amiamo Dio, fratelli miei, ma amiamolo a nostre spese, con la fatica delle nostre braccia, col sudore del nostro volto. L'amore di Dio è in alto. Al centro è la carità del prossimo e l'amore dei poveri, e in basso è la carità tra voi. Andrete 10 volte al giorno a visitare i poveri e 10 volte al giorno vi troverete Dio. Lasciati attrarre da nostro Signore. Sarà Lui ad amministrare tutto per mezzo tuo. Confida in Lui e a suo esempio agisci sempre umilmente, soavemente e in buona fede. Vedrai che tutto andrà bene. Tre fa più di 10 quando nostro Signore vi mette mano, e questo lo fa sempre quando sottrae i mezzi per fare in altro modo. Se il Signore lo lasci fare, opererà in te e per mezzo tuo con le virtù dell'umiltà, dolcezza, sopportazione, pazienza, vigilanza, prudenza e carità.
Non si crede ad una persona perché è molto sapiente, ma perché la stimiamo buona e l'amiamo. Non si crederà mai in noi se non testimoniamo amore e bontà verso coloro che noi desideriamo che credano in noi. Nostro Signore Gesù Cristo è il vero modello, come un grande quadro invisibile sul quale devono prendere forma tutti i nostri gesti. La santità cristiana consiste nel giudicare, parlare ed agire nello stesso modo in cui Gesù, la sapienza eterna di Dio, rivestita della nostra umanità, ha giudicato, parlato ed operato. Voi andate a far conoscere a tutti, ai cattolici e agli eretici, la grande bontà di Dio, in modo che questi, quando vedranno che Sequotu, buon Dio, ha tanta cura delle sue creature da istituire una compagnia di persone che si dedicano pienamente al servizio dei poveri, cosa che non si trova affatto nella loro religione, saranno costretti a confessare che Dio è un Padre buono. Prima di tutto, ciascuno cercherà di fondarsi saldamente in questa verità, che la dottrina di Cristo non potrà mai ingannare, mentre la dottrina del mondo è sempre fallace dal momento che Cristo stesso afferma che quest'ultima è simile ad una casa edificata sulla sabbia, la sua invece si può paragonare ad una casa fondata sulla solida roccia. Per questa ragione la congregazione farà professione di comportarsi sempre secondo le massime di Cristo e mai secondo quelle del mondo. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.